due capi e uno mette una volta su uno, una volta sull'altra, girando. E tagli tutte le foglie Le del foglie, mais? le prendi solo le prime, quale prendi? Ma prendi le più belle. Le più belle, quelle dentro, quelle dentro. Le metti a molle e poi le tagli, le rompi così a strisce e loro si rompono già. Cioè si rompono per lungo. E poi tu le aggiungi E man mano che li giri? Metti ogni volta che giri metti un pezzettino. La foglia media non è che sarebbe brillante. Questa qua viene usata spesso per fare delle impagliature a piccoli rettangoli. Si fa prima, come in un tessuto, prima una specie di ordito e poi dentro si intessa una specie di trama. Praticamente tessuta. Con questa ho visto spesso fare così, invece con quella che faremo noi si fa un'impagliatura che viene o a X o a busta, che è una X con al centro più una fascia così. E poi vabbè, un'altra impagliatura è la paglia di Vienna, ma è tutto un altro capitolo, che non so, la conoscerete voi questa qua. Che adesso anche questa si compra già fatta a rotoli, volendo, e su certe sedie è montata della paglia di Vienna di questa qua. Invece la paglia di Vienna originale è montata su delle sedie che hanno dei buchini tutte intorno, a seconda che siano, vabbè, o rotonde o quadrate, sul perimetro, tutti dei buchini, e poi questo qua che è scorticciato di bambù viene pian piano messo. Praticamente questo è tutto fatto a mano, così intrecciato così. Questo no, perché questo era stato comprato. Sì, è stato comprato, però ma in origine si dovrebbe essere fatto così. Sì, è vero. Poi io mi mettevo sopra una sedia e la mettevo man mano sulla sedia. Quante ne metti? Una per volta, ma lì poi si vede, devi vedere quando cioè più o meno quando si assottiglia ne aggiungi, ma adesso per iniziare ne metto. Poi dopo bisogna tagliare è un cordino fatto a due. Sì. Ah, quindi tu infili in continuazione e poi tagli Alla quelle fine che si escono. taglia quello che super. sporge. Oh, mio Dio. Vabbè, adesso lo sto facendo un po' grosso, ma vabbè. No. Era per far vedere. Ma quando parti con 3 fili? Quando sei partita con 3? No, 6. Ne ho presi 4 più o meno, vabbè, ne ho preso un ciocco e l'ho diviso in 2. Ho fatto il nodo prima. Ce ne erano almeno 6 secondo me. Vabbè, ma quello non ha importanza. Con quanti ne parti, è importante che li dividi in 2 e poi vai avanti così. Poi vai avanti aggiungendo in modo che non si assottigli. Né che si assottigli né che faccia dei grumi troppo sì. delle pance. Adesso non ho più la mano. Sì. No, ma per far capire come. Benissimo, poi tagli. Capito? Sì, alla fine tagli tutti quelli. Pazzesco. I vari materiali, sì. Adesso viene usato un po' di tutto, da questi cordini qua alla carta, comunque continua a essere usata. Adesso non l'ho portata, ma si compra un cordino fatto con quell'erba lì che ho portato oggi. Però lo svantaggio, vabbè, la carta è regolare come cordino e va bene. Però lo svantaggio di avere una corda già fatta con cui poi impagli, se non è un'impagliatura di queste che dicevo prima, che vengono a rettangolo più o meno. Te ne Sandro? E poi capi mai. Quando lo giri lo metti, ne prendi fai un nodo. Poi ne prendi la metà. Come prendo la metà? La metà di quella. Vabbè, ne prendi una. Adesso metà non si può fare, ma facciamo che ne metti uno.
lo giri e lo porti di là. E poi ne metti uno di qua, giri e porti di là, sopra questo. Lo Porti aggiungi sempre sempre. sopra lì. Come fai corda? Ha messo una buffa in cuore, il problema Poi faccio vedere così. Il filo viene tirato da questa a questa, da questa a questa, no? Due fili, immaginiamo due fili che tirati qua non sono paralleli perché si allargano. Allora bisognerà andare avanti su questo, dai due lati, finché non arriveremo a avere la stessa lunghezza come dietro. Tu ce l'hai già. Questo serve la misura per avere E questo serve perché dopo dietro avremo un po' dell'ingombro, quindi poi non si potrà più prendere la misura. E questo serve e serve per misurare qui davanti quando è arrivato al punto giusto. Quando dovremo battere la corda per stringerla man mano che si va avanti, per non battere col martello direttamente sulla paglia, batteremo così sul legno. Per non abbaccare la paglia. Sì. Poi io sono abituata a iniziare il giro alla mia sinistra dietro, ma che sarebbe qua. Però dipende da ognuno. Allora il suo, perché io sono una mattina, non so quando penso dove gira, ma proviamo a iniziare anche tutti quanti da giro. Il tuo è più complicato anche per un altro motivo, perché te lo dovrai tenere, non è così. Loro la sedia ce l'hanno ferma lì così, magari se la tengono con un piede così. La tua per avertelo fermo perché devi sempre opporre una resistenza mentre giri. Io direi. Poi anche usare. Ecco, puoi usare lei quando non ci sarà più lei, sarai un po' di guai. No, non ci saranno mai. Il cambio delle porte che ti ha mangiato. Sono le sue le porte che ho mangiato, quindi stai zitti. Non cominciare con questo discorso. Allora, si attorciglia, lasciamo. Insieme, se ne prendi uno di quelli lunghi, gli si gira un po' intorno. È già rotto? Solo uno di quelli lunghi. Ma sì, uno così e gli giri intorno solo perché due giri così per bloccarli. gira attorno a quello che è sotto? Intorno a tutti e due insieme fai un mazzo e gli giri intorno così un po' per bloccarli. Adesso devi iniziare a giuntarlo nel Lo giunti in metà? intanto quello poi tu lo giunti così è anche un sistema, ma se no un altro sistema è di... No, perché ho visto prima con la foglia che la mettevi così poi la tagliare. sì, ma qua per non stare sempre a tagliare lo allarghi così, li metti dentro anche se quello Ma due anche? perché vedo che